Commissario Baldo Giarraputo, al Consorzio di Bonifica, oggi un'importante riunione su tematiche che riguardano appunto la quantità di acqua per usi irrigui agricoli. Siamo qua ad Agrigento oggi in una convocazione con le organizzazioni sindacali appunto sulla scorta dei volumi assegnataci da parte dell'autorità di bacino di condividere assieme alle organizzazioni agricole quello che è il piano di riparto che noi intendiamo fare nei diversi comprensori per dare la possibilità agli agricoltori quantomeno di salvare le colture e se c'è la possibilità di poter recuperare un po' di reddito agricolo. Quindi questo è quello che pensiamo di fare. Chiaramente i volumi non ci fanno ben sperare, anche perché quest'anno possiamo solo ed esclusivamente in alcuni comprensori fare solo irrigazioni di soccorso per non danneggiare ulteriormente le piante. Ecco, le quantità da assegnare quali sono? Mi riferisco anche alla zona di Bivona, Naro, la diga Castello. Allora, la diga Furore, San Leonardo, sul comune di Naro abbiamo circa 6 milioni di metri cubi che ci consentiranno di fare una irrigazione tranquilla. Chiaramente noi oggi vogliamo concertare con le organizzazioni sindacali il ragionamento di frenare un po' l'emorragia da parte degli agricoltori e impiantare colture ortive, anche perché l'ortiva è una coltura, è una pianta che ha bisogno di molta acqua, per cui su questo chiaramente noi non ci sentiamo di fare investire soldi all'agricoltore per poi non poter recuperare nulla. Quindi su questo il ragionamento che vogliamo fare stamattina è di condividere con le organizzazioni sindacali e dare comunicazione e informazione agli agricoltori. Sulla diga Castello abbiamo nella disponibilità circa 2 milioni di metri cubi. La scorsa settimana già abbiamo avuto un incontro in questa sede, sempre con le organizzazioni sindacali, dove è stato deciso il piano di riparto, dove 300.000 metri cubi si stanno già distribuendo nel comprensorio di Bivona per dare la possibilità agli agricoltori di salvare la produzione della pesca, anche perché è un'importante coltura in quel comprensorio. L'altro 1,7 milioni verrà distribuito nel comprensorio di Ribera per chiaramente salvare gli agrumeti. Questo già dalla prossima settimana inizieremo la distribuzione. Anche il sindaco di Bivona presente a questa riunione del Consorzio di Bonifica, dove si deciderà appunto la distribuzione idrica, in particolare per usi irriguo-agricoli, dell'invaso di Castello oltre che quella di Naro. La vostra posizione, sindaco? La nostra posizione è quella che in un momento di grande difficoltà, con la dotazione di idrica che è stata assegnata al comparto a monte della diga Castello del comprensorio pescicolo di Bivona, noi oggi chiediamo una pianificazione delle irrigazioni, perché la pesca ha bisogno delle irrigazioni diverse rispetto alle altre culture, quindi oggi siamo qua al Consorzio di Bonifica per pianificare. Successivamente andremo ad incontrare i vertici di AICA, perché storicamente una parte del comprensorio agricolo bivonese prende acqua dalla condotta che dalla diga Castello va al potabilizzatore di Santo Stefano, e come abbiamo deciso in prefettura alla presenza di Sua Eccellenza il prefetto, ci deve dare contezza rispetto ai litri secondo che gli agricoltori devono utilizzare per le irrigazioni di soccorso che porteranno avanti per cercare di salvare le piante e un minimo il prodotto di eccellenza che abbiamo, che è la pesca di Bivona. Che produzione prevede quest'anno a Bivona sulla pesca? Ma ci sarà una produzione ridotta perché gli agricoltori stanno togliendo tantissime pesche dall'albero. Se noi con una poca dotazione di acqua, perché noi non abbiamo bisogno di dotazione come quella degli agrumeti di Ribera, per esempio, ha bisogno di 15 milioni di metri cubi. La nostra produzione è una produzione di nicchia che può essere salvata con un po' di buona volontà, ed è quello che stiamo chiedendo alle istituzioni competenti, Consorzio di Bonifica, ATI, e ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per il sostegno e la vicinanza che ci sta dando. Parliamo di questo incontro che avete avuto con il commissario Giarraputo qui ai Consorzi di Bonifica. Qual è la situazione nel settore dell'agricoltura e se siete soddisfatti di questa ripartizione per l'acqua per uso irriguo agricolo?
c'è poco per essere soddisfatti, in quanto le quantità disponibili di acqua sono quelle che sono, le esigenze sono il triplo delle disponibilità dell'acqua, per cui ci incontriamo ripetutamente in questo ultimo periodo proprio per arrivare ad avere quanta più razionalità e quanta più obiettività rispetto, va bene, alle colture. Sulle ortive ci sono grosse difficoltà, va bene, ad aprire, diciamo, un po' la possibilità larga ad avere diciamo, acqua per le ortive, perché principalmente noi facciamo un ragionamento di salvare gli alberi da frutto o agrumeti e quant'altro, che sono, diciamo così, un po' è la perdita, il disastro sarebbe il disastro. Chiaramente non è una decisione o un affrontare la problematica senza nessun dolore, senza nessuna difficoltà, però lo stato di fatto è proprio questo: la quantità di acqua è diversa rispetto agli invasi, ma è sempre pochissima, è mediamente un terzo di quello che potrebbe essere, che dovrebbe essere. Io vorrei aggiungere una cosa, se possibile. Oggi purtroppo paghiamo per certi aspetti alcune cose che si potevano fare e che non sono state fatte, e tante altre cose, va bene, che non abbiamo potuto fare. Questo, al di là, non è polemica la mia, va bene, però è un dato di fatto che oggi paghiamo inadempienze. Giovanni Gili è rappresentanza della Confagricoltura, oggi a questo tavolo tecnico con il commissario Giorgio Aputo e con le altre organizzazioni sindacali sul riparto dell'uso dell'acqua irrigua per uso agricolo. La vostra posizione, Presidente? Come Confagricoltura siamo qui per chiedere di distribuire nel miglior modo possibile l'acqua disponibile. Naturalmente gli invasi sono con la capienza al minimo storico e l'unica soluzione è quella di poter razionalizzare quest'acqua che c'è, in maniera da poter dare più irrigazione di soccorso per non danneggiare quantomeno gli impianti. La situazione è veramente grave e triste, ma non c'è alternativa se non quella di cercare di fare superare questa annata veramente disastrosa. Quindi sarà un'annata, diciamo, che non andrà bene, chiaramente. Ma sicuramente chi si basa soltanto sull'acqua del consorzio non potrà avere tutta l'acqua a disposizione che ha avuto gli altri anni, e già vediamo le calure che ci sono in corso, avrebbero bisogno le piante di notevole apporto idrico, cosa che non è disponibile. Quindi la produzione ne risentirà sicuramente. Ovviamente anche i prezzi che sono alle stelle, ormai andare a comprare, diciamo, prodotti agricoli è diventato, diciamo, impossibile, la frutta, la verdura, a parte che se ne trova pochissimo. Allora, questo è un problema molto più complesso, ma sicuramente se riduciamo le quantità prodotte il prezzo sale, la legge di mercato.